Eder. Mech. Pallister. Il mosaico della menzogna. Decodificare i comportamenti dei bugiardi nelle dichiarazioni pubbliche. Uno sguardo analitico sui segnali non verbali e verbali dei falsari moderni. In un'era sovraccarica di informazioni, la verità spesso sfugge tra le maglie di dichiarazioni ingannevoli e interviste pilotate. Gli esperti del comportamento umano si affannano a decifrare i codici dei bugiardi, cercando di offrire al pubblico e agli investigatori gli strumenti per distinguere la realtà dalla finzione. I comportamenti tipici di chi mente, quando quest'ultimo si trova a fare dichiarazioni, partecipare a interviste o rispondere a domande, sono il fulcro di studi e ricerche nel campo della psicologia forense e della comunicazione non verbale. Tali comportamenti possono essere suddivisi in due categorie principali: verbali e non verbali. Comportamenti verbali. Eccessiva dettagliatezza. I bugiardi tendono spesso a fornire dettagli superflui in un tentativo di rendere le loro storie più credibili. Incongruenze. Le contraddizioni possono emergere nel racconto di eventi fittizi, soprattutto quando il narratore è messo sotto pressione. Ritardi nelle risposte. Chi mente può avere bisogno di tempo extra per formulare una risposta plausibile, portando a pause insolite nel discorso. Modificazioni nel tono di voce. Un tono insolitamente alto o fluttuante può tradire l'ansia o l'incertezza. Ripetizioni e formule linguistiche indirette. L'uso ripetuto di frasi o parole può essere un tentativo di guadagnare tempo e rafforzare la menzogna. Comportamenti non verbali. Contatto visivo evasivo. Spesso si crede che evitare il contatto visivo sia un segnale di menzogna. Tuttavia, alcuni bugiardi possono mantenere un contatto visivo eccessivo per compensare. Espressioni facciali incongruenti. Le microespressioni o le espressioni che non corrispondono al contenuto emotivo dichiarato possono indicare inganno. Gesti incongruenti. Movimenti del corpo o delle mani che non si allineano con le parole o che sembrano fuori luogo possono segnalare disagio o inganno. Barriere fisiche. La creazione di ostacoli, come incrociare le braccia o posizionare oggetti fra sé e l'interlocutore, può essere un tentativo inconscio di difendersi. È cruciale sottolineare che nessuno di questi comportamenti, preso singolarmente, è una prova definitiva di menzogna. Gli esperti avvertono contro la semplificazione e l'eccesso di fiducia nei cosiddetti indicatori di menzogna. La complessità del comportamento umano richiede un'analisi attenta e un contesto chiaro. In sintesi, mentre l'arte di individuare le bugie rimane sfuggente, la comprensione dei comportamenti tipici può fornire indizi preziosi. La sfida per chi ascolta è rimanere obiettivo e consapevole delle proprie tendenze a interpretare erroneamente i segnali comportamentali. Nel gioco del vero e del falso, i dettagli sono spesso il campo di battaglia dove si vince la guerra per l'autenticità. 5 comportamenti di una persona che sta nascondendo qualcosa. 1. Evita di rispondere direttamente alle domande. Cambia argomento o dà risposte vaghe. 2. Fornisce troppi dettagli o spiegazioni non richieste per cose semplici, cercando di coprire le incongruenze. 3. Tende a isolarsi o evita interazioni che potrebbero portare a domande o discussioni sull'argomento che si vuole nascondere. 4. Risponde con rabbia o si mette sulla difensiva quando si toccano certi argomenti, come un modo per scoraggiare ulteriori domande. 5. Incrocia le braccia, distoglie lo sguardo o ha movimenti del corpo che non sono allineati con ciò che viene detto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.